ma oggi siamo a Parma. La partita è cominciata con Budan che recupera subito il primo pallone, c'è la vivacità di Morrone, ex Livorno, che appoggia per Zenoni, un altro dei nuovi acquisti in casa Parma, anzi l'ultimo arrivato in ordine di tempo, è arrivato una decina di giorni fa dall'Udinese. Non riesce il suo sfondamento e allora la rimessa laterale per il Catania con Vargas. Non arriva Spinesi, Cigarini, Pisanu, palla in verticale per Budan, controllato da Sottil. Primo pallone giocato anche da Albano. Benjamin Bizzarri, il portiere argentino che il Catania ha prelevato dal Gymnastic di Tarragona, squadra spagnola che alla fine della scorsa stagione è retrocessa dalla massima divisione della Liga. Il fallo di Morrone, fischia Stefanini, calcio di punizione. Anzi, rimessa laterale per il Catania. Tedesco indietro per Stovini. Stovini è il centro di alcune trattative di mercato, lo ha chiesto la squadra greca dell'Olympiakos, ma il Catania ha rifiutato. Sulle sue tracce c'è anche il Livorno. Ecco Morimoto, ha compiuto a maggio 19 anni il giapponese. Vargas spinge sulla sinistra, pallone che non arriva per una deviazione in calcio d'angolo del primo corner della partita dopo 1 minuto e 30, deviazione di Zenoni. Va per la battuta Izco, poco corto Mascara, lo controlla Castellini, ancora Mascara, adesso 2 dinanzi a lui, pallone scaricato indietro verso Izco. Reginaldo, va il brasiliano, ex Fiorentina, ex Treviso, buona l'apertura centrale per Cigarini che accelera il corridoio per Budan, area di rigore, palla sul destro, Budan, Bizzarri, prima palla gol per il Parma dopo 2 minuti. E questa è una grande azione dal punto di vista tattico e anche di disponibilità, soprattutto da parte di Budan, che è andato sul raddoppio a Mascara sul lato corto dell'area di rigore, e poi qui si è presentato davanti al portiere. Uno splendido attacco alla profondità della punta del Parma, servito con i giri contati proprio sulla corsa, il suo diagonale poco efficace anche per via soprattutto della lunga corsa, quindi poco ossigeno per lui davanti al portiere. Budan che oggi ritrova Silvio Baldini, che è stato suo allenatore nell'Empoli la stagione 2000-2001, 5 presenze, 1 gol in Serie B. Budan che è anche reduce, mentre qui rivediamo il suo diagonale dalla partita infrasettimanale con la sua nazionale, la Croazia, che ha giocato in amichevole contro la Bosnia. Morrone, lo scambio con Zenoni, Reginaldo, ancora Parma all'attacco, palla che non filtra per Pisanu, c'era anche posizione di fuorigioco da parte di Andrea Pisanu. Rimane comunque, Daniele, l'approssimazione da parte del Catania, che ha preso un contropiede quando stava attaccando su una palla inattiva, un calcio d'angolo, quindi molta più attenzione sulle palle inattive. Dal punto di vista tattico, qui è chiaro ed evidente il fuorigioco, dal punto di vista tattico, se c'è l'integralismo da parte di Baldini per una difesa 4, 2 centrocampisti, 3 interpreti di attacco insieme alla prima punta Spinesi, quindi con un trequartista, il Parma, e facevo bene a non fidarmi della vigilia con un 4-3-3, no, risponde il Parma di Di Carlo con un 4-1-4-1. Davanti alla difesa rimane Cigarini ad andare a marcare il trequartista Mascara e l'unica punta Budan, quindi Reginaldo e Pisanu si dispongono sugli esterni di centrocampo. Colpo di testa di Sottil, poi quello di Cigarini, nazionale under 21, così come il suo gemello di centrocampo De Sena, che oggi vi dicevo è assente per squalifica. Entrambi hanno giocato martedì alla Spezia la gara tra le nazionali under 21 di Italia e Francia. Tra l'altro De Sena ha anche segnato il gol del vantaggio degli azzurri di Casiraghi e Zola. De Sena che pare essere al centro di una operazione di mercato, comunque di un interessamento da parte dell'Inter, che sta cercando dopo l'infortunio di Vieira un centrocampista con quelle caratteristiche. Questa è un'informazione comunque smentita da Moratin proprio nell'intervista di Ilaria nel prepartita, anche se sotto sotto De Sena farebbe comodo all'Inter, farebbe comodo sicuramente ad una grande società, perché è un giovane dalle chiare ed evidenti prospettive. Tedesco,
alla sinistra per Vargas, che riesce a far passare il pallone oltre le gambe di Zenoni, ma poi il pallone gli scappa via. Il peruviano vorrebbe calcio d'angolo per una presunta deviazione di Zenoni. Rivediamo qui, il pallone sfiora le caviglie di Zenoni, davvero difficile stabilire se c'è stato un tocco decisivo. Primo piano adesso per Mimmo Di Carlo, laziale, ciociaro, meglio come lui ama definirsi, di Cassino, in provincia di Frosinone, classe 1964. Ha iniziato ad allenare nel 2002 nelle giovanili del Vicenza. Reginaldo, sventagliata a tagliare il campo, raccoglie Pisano, sale Castellini, lo chiude Mascara, il pallone rimane lì, ancora Castellini, palla dentro, Reginaldo, Bizzarri. Reginaldo ha aspettato questa palla, ha voluto, non si è fidato del mancino, lì poteva starci la battuta di collo interno di sinistro, ha aspettato quel momento in più per battere con più sicurezza, più precisione di destra, ma quel momento ha permesso all'avversario di recuperare ed evitargli la battuta completamente libera. Bordocampo, Lucilla Granata. Sì, le prime indicazioni di Di Carlo sono per Budan, ha detto va benissimo che tu faccia l'unica punta, però non ti voglio fisso al centro, ti voglio una volta a sinistra e una volta a destra per togliere i riferimenti alla difesa. Qui intanto Stefanini fischia un fallo di Pisano che avrebbe spinto un po'. Io credo che debba un po' indirizzare il possesso di palla degli avversari Budan con la sua posizione. Sicuramente deve portare il giro palla del Catania sugli esterni, dove c'è più possibilità di andare in pressing e c'è meno pericolosità che gli avversari, c'è meno pericolo che gli avversari possano fare male. Quindi è importante tatticamente Budan, c'è bisogno della sua disponibilità e del fatto che riesca ad orientare le intenzioni degli avversari in possesso di palla sugli esterni. Rimessa di Zenoni, il colpo di testa di Igor Budan, quell'anticipo di Vargas su Reginaldo. Ricomincia il Catania con Baiocco, attenzione, lancio in profondità, fermato Izco un po' con le cattive da Rossi, poi Pisanu bene sull'uomo, palla sulla destra per Reginaldo che prova la battuta al volo quasi, è stato un rimpallo che poi ha favorito la parata di Bizzarri. Siamo intorno al 10° e già questa partita si sta dipanando in una maniera molto, molto chiara, con un'interpretazione di possesso di palla da parte del Catania un po' velleitaria, un po' lenta come manovra, mentre il Parma, un po' più frizzante, un po' più brioso, riesce a dare velocità alla propria azione, soprattutto sul corridoio di destra, dove Reginaldo sembra particolarmente ispirato e soprattutto dimostra di avere un passo diverso rispetto al suo di rimpettaio Vargas lì su quella fascia destra. C'è rimessa laterale per il Catania, se ne occupa Marcello Gazzola al suo debutto in Serie A, classe 85. Il Catania l'ha prelevato dalla Torres, lui è parmigiano di Borgotaro, cioè della provincia di Parma, ed è calcisticamente un prodotto proprio, sì, come ricordava Stefano, del vivaio del Parma, quindi per lui un vero e proprio ritorno a casa. L'anno scorso aveva cominciato la stagione con il Venezia per poi chiuderla, come detto, nella Torres. Qui non riesce proprio Gazzola a raggiungere il pallone, oggi ha battuto nelle preferenze di Baldini Sardo, che tra l'altro sembra destinato a lasciare Catania, e quindi subito campo per lui al debutto in Serie A, oggi a Parma. Budan va altissimo, poi c'è un fallo ai danni di Andrea Pisanu, tra i più in forma nel precampionato del Parma, il giocatore nato a Cagliari, lo ha utilizzato addirittura come esterno basso nelle amichevoli che hanno preceduto questo avvio di campionato, precampionato che ha visto il Parma vincere addirittura il torneo Naranca battendo al Mestalla il Valencia 2-0. Quindi bene per la squadra di Di Carlo. Cigarini, palla dentro l'area di rigore, allontanato Vargas, raccoglie Morimoto, va il giapponese spalla a spalla con Parravicini che ha la meglio, ripropone Zenoni, pallone buono per Pisanu che però poi non riesce a controllarlo. Sarà rimessa per il Catania. Il cambio di campo di Parravicini era perfetto, preciso, ha lasciato rimbalzare la palla sul terreno Pisanu, questa ha fatto sì che la palla scivolasse, anche perché il campo in perfette condizioni
è stato appositamente bagnato poco prima dell'inizio della partita per alleggerirlo un po', era un pochettino duro e ovviamente il sole è complice di questa situazione, si è bagnato il campo, non doveva far rimbalzare la palla. Su questo campo il Catania nel corso della sua storia non ha mai vinto. Questa è l'11ª sfida tra Parma e Catania al Tardini. 6 vittorie del Parma, 4 pareggi. Fallo di Tedesco ai danni di Parravicini, calcio di punizione per il Parma. 11° minuto e direi dominio della squadra di Di Carlo su quella di Baldini. Parravicini con il sinistro, palla in verticale, intercetta Giacomo Tedesco, sul quale poi commette fallo Pisanu, che era andato da sinistra ad accentrarsi per recuperare palla. Qui la gamba destra di Pisanu sulla coscia di Tedesco. Gazzola, poi Mascara, ancora Gazzola, rilancia a cercare Izco, il colpo di testa dell'argentino, poi Falcone acrobaticamente ma rischiando anche un po' sulla testa di Morimoto. E Giulio Falcone che fuori dall'area di rigore adesso porta in avanti il pallone. Morrone ancora sulla destra a cercare Zenoni, hanno praticamente toccato palla 3 dei giocatori nuovi del Parma, Falcone, Morrone e Zenoni. Morrone ancora bene, rientra in area di rigore, poi forse un tocco di troppo. Bravo. E alla fine Bizzarri. Bravo Daniele, aveva fatto già un buon numero andando ad arpinare questa palla. C'erano 3 giocatori del Parma completamente liberi dal limite dell'area. Attenzione, c'è Morimoto, area di rigore, palla sul destro, Morimoto, 12° minuto, secondo gol in Serie A. Morimoto, 19 anni, firma il vantaggio del Catania. E questo è un gran gol, un gran bel gol, complice la difesa del Parma che è retrocessa sulla linea dell'area di rigore con grande lentezza, ha lasciato gli esterni, ha guardato la posizione di Spinesi, si è dimenticata di Morimoto che ha avuto il tempo di stoppare, guardare la posizione del portiere e a raggiungere con questo millimetrico interno destro l'angolo lungo. Takakui Morimoto è nato a Tokyo il 7 maggio dell'88 e nel suo DNA c'è evidentemente il gol al debutto. L'anno scorso ha debuttato nella nostra Serie A segnando a Bergamo contro l'Atalanta. Oggi debutta dal primo minuto e fa gol a Parma, e soprattutto il 5 maggio del 2004 segnando nella gara tra Tokyo Verdy e United di Ichihara 2 giorni prima di compiere il suo 16° compleanno. Era diventato il giocatore più giovane a segnare nel campionato giapponese. Complimenti a Morimoto, direi complimenti anche per la scelta abbastanza coraggiosa di Silvio Baldini, che oggi ha deciso di rilanciare dal primo minuto questo ragazzo che dopo il gol di Bergamo, che abbiamo già abbondantemente raccontato, si era fatto male seriamente, gravemente ai legamenti del ginocchio ed era praticamente poi rimasto fuori per tutta la parte finale della stagione. Pochi istanti prima del gol avevo sottolineato l'azione di Morrone, che era andato sul fondo, aveva cercato il numero. Erano 3 giocatori del Parma al limite dell'area, di cui 2 centrocampisti, e che poi hanno con grande lentezza recuperato la posizione. Troppa lentezza, si è buttato dalla parte opposta del Catania, ha trovato spazio, Morimoto non ha perdonato. Reginaldo, la replica del Parma, il traversone dentro, cercare Parravicini, allontanato Stovini, Falcone, pallina avanti ancora nella zona di Pisanu, che adesso si è spostato sulla destra, rovescia Tedesco, recupero di Cigherini, quella scivolata di Parravicini sul quale commette fallo Baiocco. Avevamo appena sottolineato con Stefano Nava di quanto e come il Parma stesse dominando questi primi 10 minuti. Improvvisamente è arrivato lo sprazzo del Catania, contropiede e gol di Morimoto. Budan, controllo spalle alla porta, tiene bene palla il croato, poi Reginaldo, il quale invece non riesce la giocata, che non era tra l'altro difficile. Il pubblico capisce il momento di difficoltà del Parma, che adesso rischia di accusare psicologicamente il colpo dello svantaggio e si stringe intorno alla squadra di Di Carlo. Fa con tutta calma Bizzarri e questo gli costa
I fischi del pubblico del Terdini. Avrete ancora intravisto per un attimo Mimmo Di Carlo, ce lo ricordiamo a Mantova sempre in tuta, oggi invece esibisce giacca e cravatta, insomma è il segno del debutto, dell'arrivo sulla scena del calcio che conta anche per lui. Fallo di Stovini, una spallata su Budan, calcio di punizione, Budan ancora tocca non benissimo Morrone, il pallone si impenna, poi Pisanu che cade al limite dell'area di rigore, l'arbitro Stefanini lascia giocare. Tedesco, Morimoto, tocco dietro per Vargas. L'anno scorso è stato il giocatore più pagato dal Catania, 3,5 milioni di euro. Izco, ecco Mascara, ancora Izco che si propone in verticale, la buona chiusura da parte di Rossi. Baiocco, gioca ancora la squadra di Silvio Baldini, palla al limite, Spinesi non riesce né a controllare né a girarsi. Zenoni, Pisanu, adesso stabilmente sulla destra con Reginaldo a sinistra, Budan sempre in mezzo, Budan qui anticipato piuttosto perentoriamente da Stovini. Castellini, Reginaldo che ha cambiato fascia l'ultima azione. tiene palla in campo, grande azione di Reginaldo, fisico e qualità per il brasiliano ex Treviso e Fiorentina. Ancora Reginaldo, 1 contro 1 con Gazzola, scarica Castellini, cross pronto verso Budan che sfiora, ci arriva Pisanu, azione ancora viva, Pisanu, palla dietro, Reginaldo e palla fuori. E fa bene il pubblico a sostenere questo Parma perché nonostante lo svantaggio si sta impegnando, sta cercando di andare a far male questo Catania, questa volta lo fa sulle fasce. Cambiato gli interpreti, a Pisanu a destra e Reginaldo a sinistra, e anche in questo caso ha iniziato l'azione Reginaldo andando a servire al limite dell'area per il successivo cross che poi è andato a raccogliere con questa girata non facilissima sopra la traversa. Però un Parma frizzante, un Parma che comunque nonostante tutto sta subendo l'1-0 su un cinico Catania. Catania che adesso guadagna una rimessa laterale per il colpo di testa di Giulio Falcone, avvicina Gazzola, indicazioni anche di Luca Bucci. Baiocco, traversone verso Spinesi, ha provato a girare di testa trovando però l'opposizione ancora di Falcone, poi il tocco di Morimoto sul rinvio di Zenoni, la rimessa dal fondo per Luca Bucci, classe 1969, quarta stagione consecutiva per il Parma, ma lui a Parma ha giocato in 4 periodi differenti di carriera, cominciando proprio qui e tornando dunque al Tardini nel 2003 dopo aver girato un po' tra Rimini, Caserta, Reggio Emilia, Perugia, Torino soprattutto 6 anni ed Empoli. Fallo di Mascara su Rossi proprio dentro il cerchio di centrocampo, calcio di punizione che il Parma batte in fretta. Parravicini, Castellini, adesso Pisanu, colpo di testa di Rossi, ancora Pisanu, buona la giocata per aggirare Gazzola, scappa via Pisanu, accompagna a sinistra Castellini, pronto per il cross, traversone deviato, sarà calcio d'angolo per il Parma. E trova la superiorità numerica sugli esterni il Parma con queste continue sovrapposizioni soprattutto sul corridoio di sinistra, dove Castellini ha buona personalità e soprattutto buona corsa, si combina bene con Pisanu e riescono a offendere in maniera incisiva. 1-1 il conto dei corner, pronto Reginaldo Ferreira, palla che arriva, vuoto Bizzarri, ma buon per lui, a vuoto anche Morrone, certo anche un po' disturbato nel tentativo di battere la rete da Vargas. Ecco che rivediamo, alla fine è proprio Vargas che allontana, altro traversone dentro, Budan trova il pallone sì ma non la porta, se la cava il Catania, respira soprattutto Albano Benjamin Bizzarri, non da manuale la sua uscita di un istante fa. A colloquio Silvio Baldini con
Il quarto uomo, vi dicevo, Baldini, che torna da ex qui a Parma, dove aveva allenato nel 2004-2005, esonerato dopo 15 partite, la squadra era penultima con 12 punti, poi sostituito da Carmignani, che riuscì a salvare la squadra. Reginaldo, limite, palla sul destro, ancora Reginaldo, gli portano via il pallone quando avrebbe potuto appoggiarlo a Parravicino e anche scaricarlo verso la porta. Avanza Cigarini, tentativo di incunearsi centralmente per Cigarini, fallo di Baiocco, calcio di punizione per il Parma. Non c'è dubbio che Reginaldo sia al di sopra delle prestazioni dei compagni di squadra, fa molto, fa tanto, lo fa bene. L'unica cosa in cui esagera è l'ultimo tocco, vuole prepararsi la conclusione in maniera perfetta. In campo è sempre molto difficile, ci sono gli avversari, quindi appena si ha il varco, il pertugio, bisogna anche provare, anche in una situazione di poca coordinazione. E lui vuole sistemarsi la palla sempre molto bene per essere sicuro della giusta conclusione, ma in calcio, in Serie A soprattutto, non c'è molto tempo. Adesso ancora lui, Reginaldo o Castellini, vediamo. Parte Reginaldo, destro, palla che sfiora l'incrocio dei pali. Ancora Reginaldo sulla nostra copertina. Abbastanza prevedibile questa conclusione, perché con la rincorsa che ha preso l'attaccante del Parma poteva starci una traiettoria solo sopra la barriera, solo alla sinistra del palo, lo vedete? Alla sinistra del portiere, e mi è sembrato che Bizzarri fosse colpevolmente in ritardo, avrebbe dovuto anticipare un po' la mossa dell'avversario. Morimoto lascia spazio a Tedesco, è lui che tocca per ultimo, la rimessa aspetta la squadra di casa. Zenoni, 22esimo minuto del primo tempo, Catania direi sorprendentemente in vantaggio grazie al gol di Morimoto, prima del gol del giapponese ma anche dopo, appena il tempo di riaversi. Il Parma ha avuto e sta avendo il controllo della partita con tanti tiri verso la porta di Bizzarri. Pressione costante quella della squadra di Mimmo Di Carlo. Adesso si apre una partita anche favorevole per il Catania, perché può contenere, può essere ordinato, equilibrato in difesa e sfruttare l'allungo in profondità di Spinesi e soprattutto la velocità di questo Morimoto, quindi la partita si sta mettendo bene per il Catania, che deve approfittarne. Calcio di punizione per la squadra di Baldini, qui un fallo di Morrone che maltratta un po' in tutte le maniere Morimoto, prova a denudarlo senza riuscirci. Sempre molti fischi per Bizzarri, colpo di testa di Rossi che va altissimo su Izco, rimessa laterale per il Catania che in settimana si è visto costretto dal collegio arbitrale della Lega a reinserire in rosa Pantanelli, Falsini e Biso, i giocatori che aveva invece stromesso alla riapertura di questa stagione, giocatori che poi avevano denunciato un vero e proprio caso di mobbing nei loro confronti. Pisani verso Reginaldo, attenzione, Budan ci prova il volo in due tempi, non impeccabile ancora Bizzarri. Guarda, il Parma sta perdendo, ma a me sta piacendo molto, perché alza sempre la testa con i suoi centrocampisti e difensori e cerca la verticalizzazione. Si sta muovendo molto bene Budan a servizio della squadra, la sua diventa un'azione per la squadra, con sponde opportune, con appoggi di prima, e poi dietro allo spazio lasciato libero dal centravanti si buttano sempre gli esterni, Reginaldo e Pisano pescati con buona precisione dai centrocampisti. Sta perdendo il Parma, ma sta divertendo. Credo non sia contento comunque Di Carlo di quanto io stia dicendo, perché alla fine quello che conta naturalmente è il risultato, però se una squadra si impegna in questo modo e cerca la giocata, cerca quello che è la funzione, il compito assegnato dal proprio allenatore, credo che l'allenatore debba essere soddisfatto. Sicuramente il Parma sta assicurando alla sua partita grande ritmo, grande vivacità. La domanda, anche abbastanza banale, che rivolgo a Stefano Nava: con questo caldo quanto potrà tenere
una condotta del genere, la squadra che tra le due sicuramente sta spendendo di più a livello energetico. Ma guarda, io mi verrebbe molto facile dire è difficile continuare con questo ritmo. Ho commentato la partita del Torino ieri e c'erano 42 gradi all'Olimpico fra Lazio e Torino e le due squadre si sono rese protagoniste di una partita di altissimo contenuto dal punto di vista atletico, di grande intensità, di grande ritmo, e quindi vuol dire che le preparazioni iniziate con opportuno anticipo stanno funzionando anche in questo caldo pomeriggio qui al Tardini. Mi sembra che il ritmo sia buono, la partita è gradevole. Squadre che poi, lo ricordiamo, mercoledì saranno attese anche dalla gara di Coppa Italia, terzo turno eliminatorio. Qui al Tardini sarà di scena la Juventus del grande ex Claudio Ranieri, mentre il Catania giocherà al Nereo Rocco di Trieste contro la triestina Budan. Reginaldo, altro spunto importante, Reginaldo apre bene per Morrone sulla destra, adesso va al traversone ancora verso Reginaldo, si oppone Baiocco, poi non riesce a deviare, quindi ad allontanare Vargas. Rimessa in gioco di Zenoni, Parravicini, ancora sulla destra verso Zenoni, ecco il cross dell'ex udinese. Pisanu, controllo Pisanu, palla sul sinistro, va giù, niente calcio di rigore, ha subito guardato verso l'arbitro Pisanu e ha detto di no con la testa. Riparte il Catania, attenzione Izquio, non c'è superiorità numerica, deve accompagnare piano la squadra di Baldini, che adesso però prova ad accelerare con Tedesco. A sinistra c'è Morimoto, in mezzo c'è Spinesi, sale ancora Tedesco, lo tiene bene Falcone, rimessa Parma, forse l'occasione questa per rivedere quello che è successo nell'area di rigore del Catania un attimo fa. Sì, Pisanu, controllo, lo tiene Gazzola e poi Stefano, e poi c'è stato questo tocco che non poteva giustificare un calcio di rigore. Pisanu ha fatto un ottimo numero, è stato trattenuto inizialmente nell'azione dell'avversario, ma poi nel momento della caduta mi sembra di ravvisare. Pisanu, grandissimo gol, no, Pisanu, è gol del pareggio, lo ha deciso Stefanini, la bandierina dell'assistente era rimasta un po' indecisa, l'arbitro ha detto che gol di Pisanu, grandissimo destro, palla sotto la traversa, rivediamo qui, è assolutamente gol, la palla dentro di un metro abbondante. 1-1. Quando la palla tocca due volte la traversa su un tiro è decisamente dentro la palla, il primo rimbalzo deve essere logicamente dentro ed è arrivata appunto questa straordinaria conclusione. Guardate che stop splendido, orientato a tagliare fuori il difensore, la coordinazione meravigliosa per questo tiro di grande potenza e di grande precisione, un pari meritatissimo per questo Parma di Di Carlo. Per Pisanu è il terzo gol in Serie A, ancora i giocatori del Catania sono rimasti per qualche attimo a cercare di far cambiare idea a Stefanini, perché soprattutto si è visto che l'assistente da quella parte, cioè sotto la tribuna opposta alla nostra, e cioè Tonolini, non ha praticamente deciso, non ha sbandierato, ma è stato Stefanini invece con molta decisione a indicare il centro del campo. 1-1 al 29esimo minuto. Quando la palla tocca due volte la traversa, sul primo tiro traversa, rimbalzo, traversa ancora, il contatto col terreno deve essere matematicamente all'interno dell'area all'interno della linea di porta. Non ci sono dubbi su questo. Adesso fallo ai danni di Reginaldo, bordo campo, Lucilla Granata. Sì, Di Carlo sta dicendo ai suoi benissimo così, però adesso manteniamo alta la concentrazione, così come state facendo con il ritmo. È molto soddisfatto di come sta giocando la squadra, è chiaro che è consapevole che sta chiedendo un grosso sforzo, considerando che veramente, vi assicuro, sul campo fa veramente molto molto caldo. Adesso allerta massima nell'area di rigore del Catania per questo calcio di punizione. Tutti i saltatori del Parma sono arrivati. Sono 6 giocatori in maglia bianca davanti a Bizzarri. L'arbitro a colloquio con Budan e con Baiocco, che già da un po' si stavano spintonando. Parte Cigarini, pallone colpito poi da Falcone.
che sarà rimessa dal fondo per il Catania. Ecco qua, tocco di Falcone, ha cercato in tuffo di trovare la porta di Bisarri. Primo piano per il portiere del Catania, mentre l'arbitro va ad ammonire Tedesco, presumo per proteste. Sì. Il primo nome che finisce sul taccuino dell'arbitro Stefanini, quello di Giacomo Tedesco, ex centrocampista della Reggina. Colpo di testa di Morrone, Reginaldo verso Pisanu, colpo di testa di Zenoni, lo scatto di Reginaldo. La rimessa per il Parma. Abbiamo superato la prima mezz'ora di partita da 40 secondi. Reginaldo, Parravicini, poi Falcone, Morrone, ancora Parravicini, viene incontro Pisanu, bene il Parma, Parravicini, qui troppo corto però il passaggio per Castellini. Benissimo il Parma, benissimo. Bene perché gioca molto veloce, massimo 2 tocchi, soprattutto con i centrocampisti. Molto bene perché sia Budan e sia gli esterni si muovono senza palla. Budan soprattutto incontra la palla, gli esterni ad attaccare la profondità. Quindi triangoli importanti da parte del Parma, che cerca sempre il tocco, massimo 2 tocchi, e con questo la velocità dell'azione, l'imprevedibilità soprattutto. Il Catania sta soffrendo questa imprevedibilità. Sicuramente bello il gol di Morimoto, ma insomma per quanto visto finora è sembrato un episodio abbastanza isolato, anche se ha sottolineato una mancanza del Parma, perché il Parma è frizzante, è brioso, è un bel Parma, però è a tratti un po' inesperto, è un pochettino, se vogliamo, sfilacciato, non rientra con grande precisione, soffre qualche volta di inferiorità numerica sui contropiedi, gli concede questi contropiedi, di conseguenza ottimo Parma, però più precisione a livello di equilibrio, soprattutto in fase di non possesso. palla che si impenna a centrocampo, Budan, poi Vargas, il rinvio del peruviano, Spinesi, Izco, batterà l'argentino, subisce fallo, calcio di punizione per il Catania. Già Mascara, Baiocco si sono avvicinati al pallone, si allontana Mascara, mentre qui rivediamo il tatto precedente. Pronto Baiocco che durante il precampionato Baldini ha utilizzato anche qualche metro più in avanti, insomma in quella che è la linea dei 3 suggeritori alle spalle dell'unico attaccante. Baiocco, pallone non preciso, diciamo così, comunque imprendibile per i compagni. Alla sua terza stagione con la maglia del Catania, Davide Baiocco non ha ancora mai avuto la gioia di segnare un gol con la casacca rosso-azzurra. Di Luca Bucci, pallone profondo verso Budan che sfiora sullo scatto di Reginaldo, ma Vargas è in chiaro anticipo, poi però finisce per complicarsi la vita. Attenzione, Reginaldo, sfugge il brasiliano, Reginaldo, le finte, Budan sinistro e palla alta. Che occasione per il Parma al 34esimo, ma che pasticcio di Vargas. Malissimo Reginaldo, malissimo, tanto bene quanto disponibile nel pressing e nel recuperare questa palla, ma guardate Parravicini qual è la sua posizione all'interno dell'area di rigore, se è sul dischetto, voleva andare da solo Reginaldo con queste finte, no, Parravicini completamente solo al limite dell'area, non si può sbagliare una cosa del genere, egoista Reginaldo. Insomma un festival di errori, prima quello di Vargas che aveva 2 metri di vantaggio e ha finito per perdere il pallone, e poi quello di Reginaldo che ha scelto la soluzione più complicata per lo sbocco offensivo della sua squadra. A terra Falcone, piccola botta per lui, non ci sono problemi, si rialza l'ex difensore centrale della Sampdoria. Parravicini, Rossi che il Parma
ha richiamato a casa dopo il prestito al Modena della scorsa stagione. Rossi aveva cominciato il campionato a Parma, poi a gennaio il passaggio al Modena, il Modena che lo avrebbe rivoluto anche per questo altro campionato di B. È stato proprio Di Carlo a trattenerlo fortemente a Parma dopo averlo visto assai bene in precampionato. Zenoni, Cigarini, traversone, Morrone, Pisanu e c'è fuori gioco. Fuori gioco credo proprio di Pisanu. Ricorda il gol del... già. Guardate qui netta la posizione irregolare di Pisanu sul colpo di testa di Morrone. Davvero gran destro il suo in occasione del gol del pareggio del Parma. Recupero di Bucci. Ultimi 10 minuti di primo tempo, è stato un buonissimo primo tempo, soprattutto per merito della squadra di Mimmo Di Carlo, che sin dalle prime battute ha dato grande qualità al match, e quando la spinta del Parma cominciava a farsi veramente importante è arrivato poi il gol del vantaggio del Catania, bello con Morimoto, ma da lì il Parma ha saputo ricompattarsi, ha ricominciato a riorganizzare il suo gioco fino a giungere a quello che secondo noi è un meritatissimo pareggio. Batte Tedesco, indietro per Stovini, adesso Andrea Sottil, Gazzola, poi Baiocco con il sinistro verso Izco, al volo subito dentro per Spinesi. Spinesi si è visto davvero poco in questo primo tempo, certo non solo per colpa sua. I rifornimenti sono stati abbastanza scarsi, scadenti lì davanti per lui. Anche se Daniele Spinesi ha lavorato secondo me in alcuni frangenti bene, cercando di allungare la difesa del Parma. Si è prodigato in continui allunghi verso Bucci per allungare i due centrali e permettere al trequartista del Catania di aver buon gioco. Morrone ci pensa un attimo, conclusione sul corpo di Sottil. Si è guardato un po' intorno Morrone, c'era Budan che si allargava sulla sinistra, c'era Reginaldo sulla destra, poi ha tentato questa battuta diretta verso la porta di Bisarri. Abbastanza pensieroso appare Silvio Baldini. Prima di oggi la sua ultima panchina era quella del 22 gennaio 2006. Il Lecce perse 2-0 ad Ascoli e poi venne esonerato dal Lecce. La sua ultima vittoria risale invece all'11 dicembre del 2005. Lo stadio Friuli di Udine, il suo Lecce riuscì a vincere 2-1. Poi 2 pareggi e 4 sconfitte e quindi l'esonero per Mato Castellini da Mascara. Parravicini, lo attacca efficacemente Baiocco. Le doti del guerriero ex Perugia qui si fanno vedere tutte. Direzione di Cigarini, rimessa per il Catania. 39esimo del primo tempo, anzi calcio d'angolo per il Catania. Un po' come Vargas prima, ci ha cischiato con la palla, però Vargas è difensore, Paravicini centrocampista. Izco dalla bandierina, palla dentro l'area di rigore, a terra Stovini che vorrebbe calcio di rigore. L'azione prosegue, Tedesco dall'altra parte, ancora il tocco di Cigarini, poi il tiro cross di Izco, batti e ribatti, un po' di confusione, alla fine Morrone in calcio d'angolo. C'è stato il tocco di mano di Budan, però si è riparato il corpo sul tiro Qui precedente. Stefano invece ci sono diversi l'abbraccio su Stovini, forse poteva starci il calcio di rigore. Izco, ancora lui, Stovini riesce a toccare ma non verso la porta, poi il Parma tenta di venire fuori, l'attacco di Cigarini su Tedesco. Stovini ripropone ancora lo scatto di Izco, c'è ma in
Anticipo su tutti Luca Bucci. Gazzola. C'ha ragione Di Carlo, doveva essere fatto subito questo rilancio, ma gli attaccanti non si sono accorti della palla su Bucci. Poi ha velocizzato l'azione Bucci, però in quel momento doveva tenere un pochettino di più la palla perché la stanchezza si fa sentire. Altra munizione. Ammonito Parravicini per il fallo ai danni di Mascara. Si pareggia il conto dei gialli. Dopo Tedesco, adesso Parravicini. Posizione centrale, come ben evidenzia questa nostra inquadratura. Certo siamo abbastanza distanti dalla porta di Luca Bucci, ma chissà, Vargas con il sinistro o Spinesi con il destro potrebbero provare. Spinesi 17 gol nello scorso campionato. Spinesi è giocatore che è andato sempre in doppia cifra negli ultimi 6 campionati. Vuole provare proprio lui. Grande rincorsa. Parte Spinesi, destro. Bucci si distende, non difficilissima la parata. Poi subito con le mani verso Zenoni. Pallone che passa, vedete qui. Spinesi di testa. Tocca prima di Castellini. Rimessa per il Parma. Stovini, il rinvio con il sinistro. 41:30 nel primo tempo, 1-1 il punteggio al Tardini. Prima Morimoto, poi Pisanu. C'è spazio centrale per Reginaldo che accelera, ancora Reginaldo, poi si ferma dinanzi a Stovini. Scarica allora per Morrone, traversone, intercetta Baiocco. Izco recupera Parravicini. Morrone. Reginaldo largo sulla destra, va a chiudere Vargas, 1 contro 1 di Reginaldo che entra in area, va al traversone Reginaldo, trova la deviazione peruviano, sarà calcio d'angolo per il Parma, il secondo della partita. Qui ci sta che vada nell'1 contro 1, è sull'esterno, deve tentare il numero per raggiungere il fondo e il successivo cross, però quando i compagni sono meglio posizionati l'1 contro 1, insomma, bisogna lasciarlo in un cassetto. Va Reginaldo, palla dentro, sfiorano tutti, arriva Mascara a liberare, rischia molto, Budan sinistro, Budan, no, Rossi, ha segnato Rossi, 2-1 Parma, 2-1 Parma, Rossi. Non si fa, Mascara non si fa, in difficoltà alla cieca servire un compagno all'interno dell'area di rigore è un rischio troppo alto ed è arrivato questo assist per Rossi che proprio col suo sinistro ha raggiunto l'angolo più lontano, ma è un gol gentilmente concesso dal Catania e nella fattispecie da Mascara. Secondo gol in Serie A per Marco Rossi. Compierà 20 anni tra un mese, il 30 di settembre. Qui gran sinistro, pallone anche abbastanza morbido. Non è arrivato Bizzarri, 2-1, riesce al Parma l'operazione sorpasso. Sotto con il gol di Morimoto. Adesso siamo 2-1. Spinesi, Izco, palla centrale, attenzione Morimoto, Baiocco, rete! Baiocco incredibile al Tardini, 2-2, 44esimo minuto, che primo tempo! E questa la generosità di Morimoto che aveva la palla sul sinistro per battere Bucci, meglio posizionato il compagno, questa è un'azione alla mano. Rugby è interpretato calcisticamente per andare sotto porta per un tampil facile, guardate che intelligenza Morimoto. Abbiamo appena ricordato come Baiocco fosse alla ricerca del suo primo gol con la maglia del Catania, lo trova al 44esimo minuto, il gol del 2-2. Emozioni una dopo l'altra al Tardini, 4 gol, davvero un buonissimo prodotto di calcio per cominciare la stagione. E per Morimoto primo tempo niente male, un gol e un assist.
capitalizzato le pochissime situazioni favorevoli con un gol fantastico e un assist degno di grandissima generosità, astuzia e disponibilità verso il compagno e verso la squadra. Izco prova a sfuggire Marco Rossi che lo ferma senza fallo e poi senza recupero. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 2-2, ci stiamo divertendo. Super spot. Torniamo dal Tardini, ancora intervallo di Parma-Catania 2-2 il risultato del primo tempo, con sequenza di gol e di emozioni. Il Catania era passato in vantaggio per primo con il secondo gol in Serie A di Morimoto, perfettamente servito da Mascara. Poi bellissimo il destro a giro del giapponese, la sua seconda stagione nel nostro calcio. Nulla da fare per Bucci, che rimane pietrificato al centro della sua porta. Davvero bello il gesto tecnico di Morimoto, ma il Parma aveva saputo ritrovare poi il pareggio grazie ad un gol altrettanto bello da parte di Pisanu, mentre qui indugiamo ancora con il gran gol di Morimoto offerto dalla regia in tutte le salse. Bella anche questa inquadratura. Che dire ancora, Stefano? Gol molto bello. Sì, su un contropiede, erano 3 contro 3, si è lasciato libero l'uomo meno pericoloso, cioè quello largo, però troppo lenta la difesa nel raggiungerlo, facile per Morimoto. Così come qui direi bello il gol di Pisanu, ma qualche responsabilità per la difesa del Catania. Saltato a vuoto Sottil nella circostanza, la palla è arrivata su Pisano che con il petto ha indirizzato la palla lontano dal difensore, pronto per un'ottima coordinazione, poi ha scaraventato con grande precisione e potenza. Poi hai visto come Pisanu sia andato... voleva rassicurare il pubblico e togliere qualsiasi dubbio alla terna arbitrale. Ma soprattutto come sia andato poi a dare un bacetto sulla testa di Bizzarri. Non credo ci fosse un tentativo di sfottò nei confronti del portiere argentino del Catania. Guardate che palla delicata, un esterno destro sopra la testa di Sottil che salta a vuoto, meraviglioso. Qui poi vediamo il gol del 2-2, abbiamo saltato il gol del 2-1 momentaneo del Parma realizzato da Rossi. Pochi istanti dopo eravamo già in chiusura di primo tempo, è arrivato anche il gol del nuovo pareggio del Catania. Morimoto ancora molto bravo, qui va all'appoggio per Baiocco che segna il suo primo gol con la maglia rosso-azzurra. Questo è un appoggio per Morimoto che taglia tutta in diagonale la difesa. Quando c'è questa palla che passa tra molte gambe dei difensori significa che la diagonale non è stata fatta a modo e significa che può arrivare il pericolo, come è arrivato con Morimoto che generosamente ha servito il meglio posizionato Baiocco. Dunque da 2-2 si ricomincia. Parma contro Catania. Falcone, rinvio lungo a cercare Reginaldo, sicuramente uno dei più attivi nel corso della prima parte del match, almeno per il Parma, pur con qualche difetto, come sottolineava Stefano Nava, giocatore che tende un po' a giocare magari con un tocco di troppo qualche volta. La rimessa di Vargas, ancora il peruviano, palla alzata a centrocampo, colpo di testa di Cigarini, Tedesco, si va da una parte all'altra, Castellini, ancora Vargas, ributta il pallone dentro la metà campo del Parma. La rimessa di Zenoni, colpo di testa di Tedesco, Izco, Baiocco, su di lui fallosamente però secondo Stefanini Pisanu, calcio di punizione per il Catania. Primo piano ancora per Claudio Ranieri, ieri ha festeggiato la prima vittoria sulla panchina della Juventus, una vittoria larga, convincente, 5-1 contro il Livorno, e oggi ha voluto raggiungere il Tardini, dove a maggio ha portato a termine una vera e propria impresa, risollevando una squadra che sembrava ormai spacciata e condannata alla Serie B, e regalandole la salvezza con la partita di chiusura qui al Tardini contro l'Empoli. Davvero un grande lavoro quello dell'allenatore romano in Emilia. Sottil, Cigarini, Pisanu
Lo scatto di Budan, il pallone gli sbatte praticamente sulla spalla, recupera Budan, Pisano, poi Morrone, stava forse pensando ad una conclusione ma è arrivato alle sue spalle Morimoto, gli ha portato via il pallone, riparte Mascara che affonda e poi si ferma sulla destra, Davide Baiocco, Tedesco, Morimoto, dietro ancora Vargas, Baiocco, possesso palla del Catania, 2 minuti e mezzo in questo secondo tempo. Mascara adesso più centrale, Morimoto all'incrocio delle linee, Mascara ancora, gli porta via palla a Cigarini, prova a ricominciare il Parma con Reginaldo, sfugge a Tedesco, ancora Reginaldo, affonda 1-2 con Morrone, il triangolo non si chiude per l'intervento scivolato di Stovini. Applausi sia del pubblico di Parma che dei tifosi del Catania, perché bella è stata l'iniziativa della squadra di Carlo, ma buona la chiusura anche di Stovini. Reginaldo 1 contro 2, cerca magari una deviazione per un calcio d'angolo, trova invece il rinvio di Tedesco. Zenoni per la rimessa laterale, libero di ricevere in mezzo al campo c'è Parravicini, Morrone di prima a cercare Budan senza riuscirci, colpo di testa, anzi il destro di rinvio di Falcone, attenzione Budan, palla sul sinistro, Budan limite, viene sbarrata la strada dinanzi, il rinvio di Gazzola, poi sfiora Morimoto, forse una spinta su di lui di Zenoni, l'arbitro lascia giocare. Reginaldo, Stovini si inginocchia e allontana, Morimoto ancora, Izco, l'argentino non passa, Parravicini, Castellini, Cigarini, ancora Parravicini, tutto il Catania dentro la sua metà campo, aspetta l'iniziativa della squadra di casa. Mascara recupera, adesso Baiocco, Izco, c'è un po' di spazio dinanzi a lui, l'apertura sul centro-sinistra per Tedesco, si ferma anche Tedesco, Mascara, Baiocco, Izco, controllo con palla a seguire, testa di Baiocco, Mascara messo giù senza fallo secondo Stefanini, e poi Gazzola, quasi 5 minuti in questo secondo tempo. Le due squadre non sono ancora riuscite ad avvicinarsi all'area di rigore, grande fraseggio a centrocampo, si va da una parte all'altra. Castellini, Parravicini, viene incontro Budan, passaggio per Pisano, buono l'inserimento di Cigarini, largo sulla sinistra c'è Castellini, pallone un po' troppo corto, poteva essere una buona chance ma ha sbagliato Cigarini, il rinvio di Baiocco, prolunga Mascara, c'è Spinesi, palla che filtra, c'è il recupero da parte di Pisanu. Anche l'arbitro fischia poco, questo contribuisce al ritmo e alla velocità e alla continuità dell'azione. Falcone, palla per Zenoni, sale sulla destra, lo aspetta Morimoto, un gol e un assist per il giapponese nel primo tempo. Cigarini, Pisano, ancora Cigarini, adesso Reginaldo ne ha 2 dinanzi a sé, va a terra, riparte il Catania mentre Reginaldo velocissimo va ad inseguire Vargas, fa il peruviano, tenta all'affondo, palla che gli scappa un po' davanti, quindi va la chiusura di Zenoni. Morimoto, Che gamba questo Reginaldo, in grandissima forma. Baiocco, di Reginaldo con una mano via la traiettoria del pallone, l'arbitro fischia il calcio di punizione per il Catania. Mentre seppur blandamente i componenti delle due panchine hanno cominciato le operazioni di riscaldamento.
Vargas e Baiocco nell'area di rigore o nei pressi dell'area di rigore, Morimoto, Mascara, Spinesi e Izzo. Allontana Morrone, appostato proprio all'imbocco dell'area di rigore. Una buona apertura sulla destra per Reginaldo, che adesso può mettere in moto le sue leve. Accompagna bene da quella parte Morrone, in mezzo c'è Pisanu, va a Reginaldo, pallone filtrante per Morrone, ancora Morrone, palla sul sinistro, sbaglia tutto. Non arriva il pallone a Budan, occasione sprecata un po' per il Parma. Sono molto importanti per il Parma due giocatori, Paravicini e Cigarini. Questo centrocampo o questo sistema di gioco 4-1-4-1 con Cigarini davanti alla difesa, Paravicini e Morrone davanti appunto a Cigarini, questo sistema di gioco consente ai due esterni Pisano e Reginaldo di affiancare Budan in fase offensiva e di sganciare anche Morrone, il più avvezzo alle giocate offensive. Attenzione Morimoto, grande giocata, palla che sbatte sullo stinco di Zenoni. Paravicini e Cigarini devono dare equilibrio, devono rimanere più bloccati, devono porsi come schermo davanti alla propria difesa, cosa che non è successo in 2 o 3 occasioni nel primo tempo, e proprio in quelle 2 occasioni il Parma ha subito il gol dal Catania. Bordo campo, Lucilla Granata. Come anticipavi Daniele, si stanno riscaldando le panchine, il primo cambio avrà probabilmente nelle file del Parma e riguarderà sicuramente la difesa, però c'è da dire che nel Parma si sta scaldando anche Morfeo, cosa che non sarebbe strana in generale, ma lo è nello specifico, perché comunque Morfeo è stato molto criticato in questo precampionato, ha litigato con la società e si è parlato di una sua partenza. Si è parlato di un suo passaggio tra le altre squadre al Napoli, accostamento che ha subito acceso le fantasie dei tifosi napoletani. Morfeo è giocatore, come saprete, di grande qualità. Rinvio di Gazzola, palla che viene tenuta in campo da Pisano. Budan. È difficile anticipo, è sottile, è difficile, questo lotta, questo gioca di braccia, questo non lo sposti, una bella lotta lì dietro. Si lamenta un po' Budan con l'arbitro, c'è una deviazione, c'è un fallo, pardon, c'è calcio di punizione per il Parma. La battuta di Francesco Parravicini, palla in area di rigore, tutto facile per Bizzarri. Catania fatica a tenere la palla alta, troppi uomini importanti nel suo scacchiere non sono in grandissima forma, Mascara abbastanza anonimo, lo stesso questo Izzo che non è mai entrato anche per merito di Cigarini in partita, Spinesi braccato bene dalla coppia difensiva Falcone e Rossi, troppi uomini importanti che non fanno la differenza e il Catania subisce. Attenzione Budan, palla sul destro, c'è la potenza ma non la precisione per il tiro di Igor Budan. Qui riassunto il suo match, 4 tiri complessivi. Troppo lontano dal piede d'appoggio, non è riuscito a calciare con l'interno collo, la palla era troppo lontana, l'ha raggiunta solo con questo esterno da dimenticare. Retropassaggio verso Bucci, pardon. Il rinvio, il colpo di testa di Tedesco, Morimoto, ancora Tedesco, tocco dietro, Vargas, Bizzarri, a cercare Mascara, lo anticipa bene Castellini, ancora Castellini, si gira bene Pisanu, ultimamente poi anche su Baiocco, Cigarini, Pisanu, Budan, tocco dietro di prima, ancora verso Cigarini, bella l'apertura per Castellini, Pisanu spalla alla porta, prova a scaricare, non arriva Parravicini. Bello l'avvicinamento del Parma verso l'area di rigore del Catania, che adesso prova a ripartire con Mascara, lo bracca Cigarini, Mascara abilissimo, la palla incollata al piede, poi è costretto sull'attacco di un terzo giocatore, cioè Pisanu, a lasciare lì il pallone. La controffensiva del Parma, Castellini, palla dentro, Stovini non benissimo, sarà calcio d'angolo in anticipo su Budan, il centrale di Baldini. Mi sembra che in questo secondo tempo ci sia una situazione tattica diversa per il Parma.
La prima punta rimane Budan. Se nel primo tempo Pisano e Reginaldo gli giocavano vicino, in questo secondo tempo stanno molto larghi, danno ampiezza alla manovra allargando la difesa. Questo consente gli inserimenti soprattutto di Morrone e di qualche altro centrocampista. Doppio cambio per il Catania, pronti Nardini e Caserta, usciranno Morimoto ed Izco, e allora a questo punto il Catania recupera quella che era la formazione annunciata perlomeno dalla stampa nei giorni che hanno preceduto la partita, e c'è con la linea a 3 alle spalle di Spinesi composta da Nardini, Caserta e Mascara. Perlomeno questo dovrebbe diventare adesso l'assetto tattico della squadra siciliana. Vediamo se così sarà. Comunque Izco non entusiasmante la sua prestazione, di Morimoto invece ci ricorderemo il gol e l'assist che fin qui stanno tenendo la partita in equilibrio. L'assist per il secondo gol di Baiocco. Reginaldo, arriva il pallone, allontana Gazzola, poi la battuta al volo di Parravicini e la parata di Bizzarri. Bizzarri è portiere esperto, classe 1977, compierà 30 anni a novembre. L'anno scorso coinvolto e trascinato anche lui nella brutta annata del Gymnastic di Tarragona, retrocesso come vi dicevo dalla prima alla seconda divisione in Spagna. Oggi a Parma ha mostrato, se vogliamo, qualche incertezza. Complessivamente fin qui sta facendo anche lui alla sua parte. Fallo di Stovini ai danni di Morrone, calcio di punizione per il Parma, munizione per Lorenzo Stovini, secondo ammonito nelle fila del Catania, il terzo della partita. Qui va dritto sulle gambe del centrocampista avversario Stovini per impedirne la corsa verso l'area di rigore, la propria area di rigore. Cigarini, palla verso Budan, c'è il colpo di testa di Sottil, sarà calcio d'angolo per il Parma, il terzo della sua gara. Uno ha battuto la squadra di Silvio Baldini con le mani sui fianchi, è sembrato un po' preoccupato qui l'allenatore del Catania. Batte Reginaldo, Bizzarri, presa sicura del portiere argentino del Catania. Fallo di Caserta, no, un fallo su Caserta secondo Stefanini, l'ha commesso Castellini. Castellini che rimane anche per qualche attimo a terra, un po' contuso, poi si rialza. Catania ha battuto il suo calcio di punizione con Stovini. Baiocco, Nardini prima e meglio di Parravicini, lotta ancora Nardini a centrocampo, dà una mano a Baiocco, adesso Caserta, pallone che filtra dentro, c'è Nardini ma c'è prima di lui Bucci, subito molto briosa l'azione di Nardini, giocatore che il Catania ha prelevato dalla Reggina, anche se è un rientro a Catania dove aveva cominciato la stagione. Nardini è il giocatore che nelle ultime 4 stagioni ha sempre cambiato squadra a gennaio. Caserta punta verso l'area di rigore, attenzione Spinesi, palla sul destro, non c'è spazio per una conclusione, ne trova 4 dinanzi a lui, una muraglia su Spinesi. Pisano, Morrone, il controllo, Tedesco gli porta via il pallone, adesso va in pressing feroce il Catania e viene fuori il Parma con Pisano centralmente per Morrone, a sinistra c'è Reginaldo, può andare Reginaldo all'1 contro 1, pallone forse un po' lungo per lui, ci arriva il brasiliano, guadagna il massimo da questa azione Reginaldo, c'è una rimessa laterale, non poteva fare molto di più. Poteva assumere connotati molto più letali questa azione se Morrone avesse
dato quei giri contati la palla a Reginaldo, invece l'ha mandato sulla fascia, conquistando comunque questo fallo laterale. Sempre Morrone, come dicevo pochi istanti fa, che partecipa costantemente alle manovre offensive, ha nel suo DNA la capacità di inserirsi pur essendo centrocampista e sfrutta i movimenti in allungo di Budan e soprattutto la posizione di Reginaldo, di Pisano, che allargano il fronte della difesa, il fronte d'attacco e quindi la difesa avversaria, e questo, le maglie larghe della difesa concedono inserimenti continui. La presenza di Cigarini e di Parravicini dà fiducia e sicurezza a Morrone nel buttarsi dentro. Morrone, che fino ad un anno fa era ritenuto dal suo ex presidente Spinelli a Livorno uno degli incedibili insieme a Lucarelli e ad Amelia. Sì. Lucarelli è andato addirittura in Ucraina, lo Shakhtar Donetsk. Di Amelia ascoltiamo ogni giorno notizie che potrebbe cambiare maglia anche lui. Insomma, evidentemente anche a Livorno qualcosa è cambiato nelle convinzioni del patron, del presidente Spinelli. Era stato ad un passo un anno e mezzo fa Morrone dal passaggio al Monaco, squadra del campionato francese, poi era rimasto a Livorno e lui aveva ben salutato l'esito di quella trattativa, dichiarandosi felice di poter restare nella città toscana. Tedesco, Baiocco, Nardini, Caserta, vengono fermati Pisano, Castellini. 19esimo del secondo tempo, non c'è, e lo si poteva anche prevedere, lo stesso ritmo del primo tempo, quando soprattutto il Parma ha messo in campo una gara davvero molto interessante sotto il profilo proprio del ritmo. Adesso ci sono grandi equilibri, grandi duelli a centrocampo in questi primi 19 minuti, direi scarso lavoro per i portieri. È piacevole vedere una squadra che gioca quasi sempre di prima. Il Parma lo fa spesso, soprattutto nei suoi centrocampisti. Questo aumenta l'intensità e la velocità della propria manovra. Guardate, concentriamoci sui tocchi che fanno i centrocampisti del Catania e quelli del Parma. Qui sta la differenza nell'assumere velocità all'azione o nell'essere lenta. Vargas, tocco di Mascara, la rimessa laterale per il Parma. Parravicini, Castellini, lo scatto di Pisanu, spalla a spalla adesso con Gazzola. Non c'è raddoppio. Va Pisanu, traversone verso Reginaldo, pallone lo scavalca, però ha un guizzo in più rispetto a Vargas. Sta soffrendo Vargas, avete visto come ha buttato la palla in tribuna. Questo è un filo di frustrazione sulla continua presenza di due esterni straordinari oggi, Reginaldo e Pisanu, stanno innervosendo i rispettivi marcatori. Calcio di punizione per il Catania. Baiocco resiste alla carica di Parravicini e poi se ne va, accelera Baiocco, grande condizione per lui, grande pallone in verticale, troppo profondo però per Nardini. Che azione di Davide Baiocco. L'esperienza di Bucci, al limite dell'area, ha previsto tutto, ha letto con anticipo questa azione. C'era Baiocco sulla palla che non ha avuto la lucidità di alzare la testa e provare il pallonetto, perché Bucci preventivamente era uscito alla ricerca del passaggio in profondità. Morrone, il movimento di Budan, palla sul destro, capisce tutto Sottil e poi riparte il Catania con Peppe Mascara. Tedesco, Baiocco, a destra la squadra di Baldini adesso con Nardini. Caserta, 22esimo minuto. Sono tanti tocchi da parte dei centrocampisti del Catania, poco movimento naturalmente, tanti tocchi, prevedibile l'azione.
terra Caserta. Stefanini fischia il calcio di punizione per il Catania. Il fallo di Rossi. Allora adesso arriva finalmente il pallone che era stato allontanato. Primo piano prima per Caserta, di cui si è detto anche di quello che sarebbe un clamoroso trasferimento, e cioè il Palermo. E poi avete visto anche Di Carlo, sicuramente positivo il debutto il suo debutto in Serie A per quella che è la conduzione. Una squadra che è apparsa soprattutto nel primo tempo davvero molto bella da vedere, pur con qualche sbavatura in difesa. Attenzione perché sta per partire Spinesi con il suo destro, gran botta, palla fuori, mentre Di Carlo sta preparando, per quanto ci dice o ci fa sapere da bordo campo Lucilla Granata, un cambio. Tombesi con la maglia numero 16 sarebbe al suo debutto in Serie A. Alessio Tombesi, romano, classe 82, l'anno scorso e nelle ultime 2 stagioni al Carpenedolo. È un prodotto del vivaio del Perugia, ha sempre giocato in C, San Benedettese, Paternò, Vittoria e appunto Carpenedolo. Buona la prova di Parravicini che lascia il posto a Tombesi, probabilmente cerca altra continuità di manovra, di azione con questo nuovo esordiente giovane. Parravicini ottima la sua interpretazione tattica, sempre molto veloce nelle giocate, forse ammonito nel primo, ammonito forse per questo la sostituzione, non vuole rischiare Di Carlo. Budan, ecco Tombesi, subito sinistro. E ha provato a graffiare subito l'ultimo arrivato sulla scia della partita. Allora vediamo come si ridisegna questo Parma con l'ingresso di Tombesi, se rimane con un 4-1-4-1 o se alza Reginaldo come sembra vicino a Budan 4-4-2 e crea per creare così un 4-4-2 con gli esterni di centrocampo Pisanu e Tombesi, Morrone probabilmente più bloccato come centrocampista centrale insieme a Cigarini. Di Tombesi, il colpo di testa verso Reginaldo, poi anticipato da Gazzola, quel colpo di testa è di Giulio Falcone, quello mancato di Cigarini, il controllo di Tombesi, Castellini, Budan, Reginaldo, ancora Tombesi che può andare sulla sinistra, area di rigore, Tombesi, il sinistro ancora, il pallone che finisce fuori, poco da dire, grande personalità per questo ragazzo, bene già Tombesi. al tiro 2 volte in pochi attimi dal suo ingresso in campo. 3 palle, tutte giocate con grande precisione, tutte e 3 le volte interpretazioni giuste, 2 palle appoggiate di prima, 2 attacchi alla profondità e anche i successivi tiri. Bene Tombesi, buon impatto sulla sua prestazione sulla partita soprattutto. Pisano, dunque Di Carlo ha ridisegnato un po' il suo centrocampo, adesso Pisano gioca esterno proprio lì in mezzo a destra con Tombesi a sinistra. Calcio di punizione per il Catania, mentre il quarto uomo ha un po' di lavoro con Baldini, invitandolo a mantenere la calma. Baldini insomma sta facendosi sentire lì davanti alla sua panchina. Ha detto alla vigilia del match non torna a Parma in cerca di rivincite, proprio in riferimento alla sua esperienza negativa di 3 anni fa. Ma certo è che questo ritorno sulla scena del calcio per Silvio Baldini in assoluto può diventare una rivincita, dopo che nelle ultime 3 stagioni ha sempre conosciuto l'onta dell'esonero. A Palermo, a Parma appunto, e poi come ricordato ancora a Lecce. L'anno scorso è rimasto inattivo. A lui il compito di raccogliere un'eredità in qualche modo impegnativa, quale può essere quella di Pasquale Marino, che a Catania ha dato una promozione in A ed una salvezza.
Spinesi scarica, Mascara malissimo, colpisce d'esterno destro, il pallone addirittura viaggia verso la linea del fallo laterale. Parma bene, dicevamo, però amnesie dal punto di vista dell'equilibrio in alcune circostanze. Si fa trovare, si fa pescare con fuori i suoi centrocampisti e concede la parità numerica sugli attacchi degli avversari. Attacca il Catania con Tedesco, fermato da Castellini. È sicuramente una gara diversa questa rispetto a quella del primo tempo. Le squadre avanzano stancamente, soprattutto stanco appare il Parma. Emblematica quest'ultima inquadratura che la regia ci ha regalato di Igor Budan, che ha rincorso vanamente il pallone per poi arrendersi, mentre qui rivediamo la conclusione tentata da Mascara, ma credo che lui sia il primo a voler dimenticare in fretta questa ultima situazione di gioco. Fallo su Baiocco, calcio di punizione per il Catania. Mentre sta per arrivare, no, mi sembrava ci fosse alle viste qualche altro cambio, invece no, anzi forse sì, sta per arrivare il momento di Morfeo e in effetti avevo visto del movimento vicino alla panchina di Mimo Di Carlo. Si sono subito levati gli applausi della tribuna del Tardini per un giocatore che in queste ultime stagioni, soprattutto anche a causa di problemi fisici, non ha potuto assicurare grande continuità e grande rendimento, ma è giocatore davvero di grandissima qualità. Uscirà Budan, quindi cambia a questo punto un po' e ancora l'atteggiamento tattico della squadra di Di Carlo. Resterà con Reginaldo in avanti e Morfeo appena dietro. 29esimo minuto del secondo tempo, è sempre 2-2 la storia della partita fin qui scritta nel primo tempo, con i gol di Morimoto, Pisanu, Rossi e Baiocco. Bordo campo Lucilla Granata. Sì, solo per dire che non è esattamente una scelta tattica, che Budan era quantomeno molto stanco. Di Carlo gli ha chiesto 2 volte se è deciso ad uscire, gli ha detto sì assolutamente. Budan, la sua prestazione buona, ottima, direi. È mancato il gol, ma ha lavorato bene per la squadra. Grande sacrificio, grande disponibilità. È bello contare su giocatori del genere che ti fanno lavorare la squadra a scapito della propria gratificazione. Attenzione Tombesi, ancora pericoloso, poi scarica Morfeo, Bisarri in 2 tempi. Subito Morfeo. E Parma vicino al terzo gol. Morfeo, il suo sinistro magico, è irritante a volte, questa volta è magico perché contro la palla, non facile da tenere basso, ha inquadrato l'angolo alla destra del portiere, una deviazione probabilmente ha favorito l'intervento di Bizzarri, ma subito Morfeo. Sì, forse ha sfiorato Reginaldo. E comunque Bizzarri è riuscito ad arrivare bene sul pallone, seppur costretto poi a trattenerlo con un secondo intervento. Un lampo in questo secondo tempo meno entusiasmante, decisamente meno entusiasmante rispetto alla prima frazione di partita. E qui benissimo invece va Caserta, si allarga sulla sinistra Mascara, centralmente Spinesi, palla proprio per Peppe Mascara, adesso l'1 contro 1 con Zenoni, lato corto dell'area di rigore, traversone dentro, il colpo di testa di Spinesi e la parata di Bucci. Adesso il Catania vicino al gol del 3-2, ma riparte subito l'azione, seguiamola con Tombesi sulla sinistra, Reginaldo, Tombesi sbaglia il passaggio, troppo corto, recupera però Morfeo, passaggio in verticale, troppo corto anche questo, Stovini su Reginaldo, si accende finalmente il secondo tempo al Tardini. Vuole Morfeo una squadra un po' più corta, c'ha ragione, ma c'è molta fatica. Morfeo ancora magico con questo suo sinistro, ha cercato la profondità dettata da Reginaldo, problemi di crampi. Problemi per Pisanu che era arrivato in tempo sul pallone e poi si è fermato subito. Molto sportivamente vanno Vargas e Mascara a dargli una mano per i crampi, mentre qui rivediamo, chissà, forse non ha neanche toccato Spinesi. Mascara ha
goduto di libertà, vedete, 1 contro 1, nessuno che va in raddoppio, troppo larga la marcatura di Zenoni, ha potuto alzare la testa e vedere il movimento di Spinesi all'interno dell'area, una buona palla, pericoloso il movimento di Spinesi, fortunato Bucci, reattivo. Nel Parma un altro cambio, un altro giovanissimo, un altro prodotto del vivaio del Parma, e cioè Daniele Paponi, classe 88, già 16 presenze ed un gol in Serie A. Questa è la sua presenza numero 17 evidentemente. È uscito Pisanu, autore del gol del primo pareggio del Parma. Nuovo sistema Mascara di restituisce gioco. palla, scusami Stefano. No, è entrato Paponi, è uscito Pisano naturalmente e Paponi è una prima punta, va a collocarsi proprio in quella posizione, quella che è stata fino a pochi minuti fa la posizione di Igor Budan. Retrocede ancora una volta Reginaldo con, sul settore di destra, vediamo se è un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Morrone, Cigarini, il rimpallo favorisce Vargas. Certo è che qui a Parma, senza grande paura, continuano ad utilizzare questi ragazzi cresciuti nel vivaio che stanno facendo un po', hanno fatto la fortuna della squadra di Parma appunto, ma anche adesso in prospettiva under 21 della nazionale. Cigarini, De Sena, Paponi, senza dimenticare Giuseppe Rossi, che proprio qui nel vivaio del Parma è cresciuto e che l'anno scorso era tornato dal Manchester United illuminando la scena del nostro calcio, che poi secondo me colpevolmente lo ha lasciato partire di nuovo per la Spagna, in questo caso per il Villarreal, che sono i ragazzi che nel 2004 hanno conquistato lo scudetto della categoria allievi, unico scudetto conquistato nella storia del Parma Football Club. Ecco Cigarini, palla dentro, allontana Caserta, poi Mascara in duello aereo ancora con Cigarini, sembra avere la meglio Mascara, un tocco di mano di Tombesi, il calcio di punizione fischiato dall'arbitro. Entriamo nell'ultimo quarto d'ora del secondo tempo con il punteggio inchiodato sul 2-2. Gazzola, rilancio lungo e troppo impreciso per Caserta. Allora, Morfeo rimane trequartista, Reginaldo non si sposta sull'esterno ma va ad affiancare Paponi, quindi un 4-3-1-2, cerca di sfondare al centro di Carlo con i suoi uomini. Bordocampo, Lucilla Granata. Sì, solo per completare quello che stava dicendo Nava, le indicazioni per Morfeo sono effettivamente trequartista in fase di possesso palla, però rientro a centrocampo in fase di non possesso. Il palleggio di Mascara, che vorrebbe un intervento di Stefanini per un presunto fallo ricevuto da Castellini, anzi da Falcone. L'arbitro invece lascia giocare Morrone, Zenoni, Morrone, palla verso Paponi. Ecco Morfeo, palla con il destro, questa volta scodellata al centro dell'area, allontana Gazzola, raccoglie ancora Morfeo, subito di testa il traversone, poi a cercare Paponi, anticipato da Sottil. Vargas allontana, Caserta attaccato da Morrone, senza fallo secondo l'arbitro, può andare il Parma. Morfeo prova ad infilarsi in mezzo a tre, non ci riesce, viene fermato proprio all'ingresso dell'area di rigore. Si gioca ancora, Zenoni lascia scorrere il pallone, attenzione al retropassaggio perché c'è Spinesi in agguato, allontana Bucci. Era Cigarini, Paponi. si impappina un po' Castellini che lascia palla a Nardini, velocissimo, scappa via Nardini, al centro c'è Spinesi, va ancora Nardini, centralmente si infila, poi viene fermato da Rossi. Applausi per Marco Rossi. Era puntato l'uomo, Marco Rossi in questo contropiede, la sua intenzione era andare sull'uomo, ha avuto la fortuna di prendere anche la palla. Reginaldo, palla dentro, e il cross basso, un tracciante che attraversa
tutto lo specchio dell'area piccola davanti a Bizzarri che non interviene, pericoli, brividi nell'area del Catania. Io continuerei a posizionare Reginaldo sugli esterni, perché come nel primo tempo sembra avere anche in questa fase finale della partita, nonostante il Cando, una marcia in più rispetto all'avversario, e riesce ad essere devastante con la sua progressione, quindi probabilmente la posizione più opportuna in questo finale di partita è quella di esterno destro. Al contrario, Mimo Di Carlo lo preferisce vicino a Paponi. Baldini sta per mandare in campo Christian Terlizzi, l'ex difensore del Palermo. Uscirà Gazzola. Terlizzi che ha avuto problemi fisici in questi ultimi giorni che hanno preceduto la vigilia di campionato. Oggi dunque cominciato dalla panchina. L'anno scorso ha avuto tanti problemi alla schiena Terlizzi, problemi che lo hanno condizionato al tal punto da riuscire a giocare soltanto 4 presenze nella Sampdoria. 2 stagioni fa invece, proprio all'inizio di campionato, ricorderete Terlizzi come si fosse segnalato come terzino goleador. 4 reti segnate consecutivamente nelle prime 4 giornate di campionato con la maglia del Palermo, poi il bilancio complessivo finale fu di 5 gol. Andiamo da Lucilla Granata, a bordo campo. Sì, si sta decidendo per l'espulsione di Baldini. Era stato richiamato più volte per essersi allontanato dalla sua area e adesso Sì, è viene stato espulso. Aveva appena detto alla sua squadra facciamo il 3-5-2, sta finendo di dare questa indicazione, ma adesso è stato espulso, adesso sta quasi venendo le mani. Madonna mia. Oh, che brutto! Che brutta cosa. Un calcione di Baldini a Di Carlo. Che brutta cosa! Un calcione di Baldini a Di Carlo. Che brutta cosa. Per quanto ho capito, Lucilla, dacci una mano. Di Carlo stava lamentandosi perché Baldini non si decideva a lasciare il campo. Baldini si è arrabbiato per questa critica di Di Carlo e gli ha rifilato un calcione. No, allora è esattamente così, tra l'altro abbastanza inspiegabilmente, perché lui era stato richiamato una prima volta dal quarto uomo per aver abbandonato la sua area, poi si era avvicinato una prima volta l'arbitro, gli aveva detto questo non è il suo posto, ritorni nella sua area, se no la mando fuori. Lui non ha veramente tenuto conto dei richiami della terna arbitrale, è stato espulso nonostante questa indicazione, è rimasto in campo a dare indicazioni ai suoi giocatori. Di Carlo si è lamentato senza rivolgersi a lui e lui ha fatto quello che avete detto, ha dato un calcio all'allenatore del Parma. Io capisco la tensione, capisco tutto, però bisogna sempre rimanere nei termini. Tra l'altro è intervenuto anche Morfeo, che è molto amico di Baldini dai tempi in cui Baldini allenava a Parma, dicendo no mister, non faccia così, ma non c'è stato nulla da fare. Avete visto invece qui il gesto di Di Carlo, insomma, con un dito sulla tempia ha fatto chiaramente capire il suo pensiero circa quanto ha appena fatto Baldini. Censurare il gesto di Baldini è anche poco. Sì. Una partita che tutto sommato, Stefano, dici bene tu, d'accordo la tensione, intanto si chiama Paponi, traversone verso Morfeo, anticipato, dicevo la partita certo è sempre uno scenario che regala tensione, ma è stata una gara molto corretta, molto tranquilla, di grande fair play. Ha perso la testa Baldini, adesso per lui si può prevedere una lunga squalifica. Intanto Reginaldo, palla in area di rigore, allontana Tedesco. Reginaldo è 2-2 al 41esimo minuto tra Parma e Catania. Al Tardini ci prova il Parma, il cross di Zenoni, Bizzarri. Arriva il momento in cui Stefano Nava può incominciare a ragionare sull'uomo partita Sky. Hai già il nome? No. Ci stai pensando? Beh, ci sono diversi papabili
questo migliore in campo e naturalmente vado a ricercarli, vado a sceglierli tra quelli del Parma, che ha convinto più del Catania nel pomeriggio caldo del Tardini. Allora lasciamo a Stefano ancora qualche attimo buono per le sue valutazioni mentre seguiamo la sortita da parte di Caserta, un po' strattonato e poi messo giù da Reginaldo. Calcio di punizione per la squadra che adesso è rimasta orfana del suo allenatore. Caserta batte il calcio di punizione. Ultimi momenti della partita. Colpo di testa di Paponi. Arriva Cigarini con il controllo, subito il rilancio, ma non ci sono compagni nei pressi della metà campo. E allora Sottil, controrilancio, anche qui nessun problema per Bucci che si lascia scavalcare dal pallone e adesso può andare alla rimessa in gioco. 2 minuti e mezzo al 90° di una partita che ci ha assolutamente divertiti nel corso del primo tempo e poi nel secondo poche cose da raccontare, se non un episodio, il peggiore che potevamo vedere, il calcione di Silvio Baldini al suo collega Di Carlo. Cigarini lo ferma Baiocco, allora Cigarini bene, riapre per Castellini, traversone un po' arretrato, non so quale sarà adesso la scelta di Stefano Nava, qualche sospetto ce l'ho, però anche Cigarini a me personalmente è piaciuto molto, il traversone, il colpo di testa di Terlizzi, quello di Baiocco che rischia un po', Bizzarri se la cava in uscita. Beh, il centrocampo del Parma ha lavorato molto bene, soprattutto naturalmente gli interpreti delle fasce esterne, Reginaldo e Pisano. Due ottime prestazioni per entrambi e Pisano ovviamente ha marchiato, ha timbrato un gol straordinario, quindi lo ritengo il migliore in campo. Allora Pisano, sì, la scelta di Stefano Nava, il nostro uomo partita Sky, con il suo terzo gol in Serie A, il primo stagionale, avere un gran destro il suo, palla sotto la traversa, poi è andata a rimbalzare dentro la porta per poi uscirne. Questo aveva alimentato i dubbi e le proteste del Catania, ma l'arbitro Stefanini, ancor prima e ancor meglio del suo assistente, si era mostrato molto sicuro nell'assegnare il gol alla Parma. Ammonizione per Mascara che nella scorsa stagione, oltre ai suoi 6 gol, aveva chiuso con un bilancio di 7 giornate di squalifica, quarto giocatore più squalificato della scorsa edizione della Serie A dopo Carrozzieri, Flacchi e Montani. Quattro minuti di recupero, Cigarini, calcio di punizione, palla che arriva in mezzo, Morfeo due volte vengono ribattuti i suoi tentativi. Ci prova ancora la squadra di Di Carlo, Castellini alza per Morrone, tutto solo, può andare al traversone, pallone un po' arretrato, Paponi e poi Bizzarri. Ecco che rivediamo, tutto solo Morfeo due volte, con salvataggio di Terlizzi proprio dinanzi alla porta, ormai rimasta senza difese perché Bizzarri era uscito qualche metro più in avanti. Siamo già nel recupero della partita, 2-2 al Tardini. Bucci, Baiocco, spenderei una citazione anche per Morimoto, Stefano. Decisamente. Un gol e un assist nel primo tempo. Catania 2 gol, un po' sottotono oggi, non è stato brillante come il Parma, soprattutto nei suoi uomini più importanti, però Morimoto ha inciso e ha inciso. E come? Tombesi, buono il suo debutto in Serie A. Palla che non arriva a Reginaldo, ancora Tombesi che insiste, trova Morrone, palla appoggiata in verticale dentro l'area, passaggio impreciso per Morfeo.
Mascara subisce la carica di Morrone, anche lui bravissimo. Morfeo, attenzione, palla per Reginaldo, posizione regolare, Reginaldo! Palla che accarezza il palo alla destra di Bizzarri. Parma vicinissimo al gol del 3-2 al 47esimo minuto. Posizione regolare qui. Un po' disordinato il Catania in questa fase finale della partita con la sua difesa. Vedete come non sale all'unisono tutti e tre i giocatori insieme, non svuotano l'area, mantenendo in gioco Morimoto, che ha controllato non velocemente, si è ritrovato questa palla sul suo destro, un angolo molto difficile, ha provato, non ha trovato il colpo del match. Fallo di Morrone. Certo che anche Morrone ha giocato una partita Molto da bene. sufficienza piena, anche di più. Molto bene. Si chiuderà al 49esimo. Calcio di punizione per Terlizzi. In questi minuti finali è andato a fare il centrale con Sottile spostato sulla destra al posto di Gazzola. Uscito proprio per far posto a Christian Terlizzi. Spinesi. Esce Cigarini. Poi Morfeo, fallo su Tedesco. E c'è ammonizione per Domenico Morfeo. Comincia l'ultimo minuto di partita. Il Catania che può battere questo calcio di punizione, direi che un punto sta sicuramente meglio al Catania che non al Parma, almeno per quanto visto nel primo tempo. Certo, merito del Catania aver saputo imbastire e poi concretizzare le uniche due vere trame offensive del suo primo tempo. Tra l'altro molto ben giocate, molto ben congegnate, approfittando anche delle deficienze in quelle occasioni della difesa del Parma, che ha fatto più gioco, ha dato al pomeriggio del Tardini forse più qualità, ma alla fine il 2-2 può starci. Tedesco dietro Terlizzi, palla per Nardini, fischia l'arbitro, finisce qui al Tardini. Parma-Catania 2-2, tutti gol nel primo tempo. È stato il Catania a portarsi in vantaggio con il gol del giapponese Morimoto. Il Parma ha pareggiato con Pisanu, poi Parma in vantaggio ancora nel corso del primo tempo con la rete di Rossi, e quindi pochi istanti più tardi è arrivato il gol del definitivo 2-2 firmato da Baiocco e Pisanu, il nostro uomo partita. Tra pochi attimi al microfono di Lucilla Granata c'è da raccontare anche di questo episodio spiacevolissimo del calcione di Baldini espulso su Di Carlo. Intanto il nostro riassunto statistico: il Parma ha giocato di più, ha tirato di più, insomma i numeri dicono Parma, ma il risultato finale dice anche Catania. Intanto andiamo da Lucilla Granata in compagnia di Pisanu. Sì, terzo gol in carriera, il primo stagionale in una partita importantissima, quella d'esordio, che era già contro una diretta concorrente. Sì, è stata una bella partita, peccato non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, però la squadra si è mossa bene. Ha avuto anche dei momenti di difficoltà come è giusto che sia, però la mentalità è quella di un gruppo che non vuole mollare mai e si è visto in campo. Sicuramente, visti i valori in campo, è un punto guadagnato per il Catania e 2 persi per il Parma, che ha dato veramente tanto, un gran lavoro soprattutto lì a centrocampo. Penso di sì, abbiamo avuto delle occasioni che forse potevamo sfruttare meglio, però il calcio è anche questo. Ora cercheremo in settimana di guardare i nostri errori che sicuramente abbiamo fatti, però guardano positivamente domenica prossima. Senti, un commento finale sull'episodio dell'espulsione di Baldini, insomma un episodio che non avremmo voluto vedere. Ci sta, c'è un po' di tensione, magari una parola detta in più ci sta, penso che adesso già da dentro si sono chiariti, quindi non c'è nessun problema. Grazie, complimenti.
Speriamo, grazie intanto a Lucilla Granata e complimenti a Pisano, speriamo ci sia stato il chiarimento, ci auguriamo, ci aspettiamo che Baldini magari attraverso anche i nostri microfoni rivolga delle scuse pubbliche e ufficiali a Di Carlo. Eccolo qua, di nuovo l'episodio incriminato, qui Baldini già espulso dall'arbitro Stefanini, si sta attardando a bordo campo per cercare di dare delle spiegazioni, non ci sta Di Carlo che gli dice ma insomma, ma quando è che esci? A quel punto arriva la reazione, direi tutta da dimenticare, di Baldini. Personalmente, Stefano, mi permetto di dare dei voti: Parma 6,5, Catania 6, Baldini 2. Sì, beh, c'è anche una... non voglio essere critico fino a questi punti, però è necessario farlo. Anche Mimmo Di Carlo avrebbe dovuto sdrammatizzare un po' questa situazione e non istigare, se vogliamo, Baldini, che ha tutte le responsabilità, ci mancherebbe altro. Ha perso un po' la testa e da toscanaccio verace si è lasciato andare a questa situazione. Ecco, qui stava dando le ultime indicazioni, era abbastanza legittimo da parte sua, anche se doveva uscire, però anche la comprensione di Carlo poteva starci. Da qui questo gesto è inqualificabile, mancanza di educazione da stigmatizzare. Poi ha avuto anche un accenno di reazione, soltanto un accenno per fortuna di Carlo, che è stato prontamente bloccato. Questo nel secondo tempo, un episodio importante, comunque a margine di una partita che è stata bella nel primo tempo, con grandi gol, grandi azioni, grande gioco da parte del Parma soprattutto. Insomma, un debutto felice, seppur con l'amarezza del risultato finale parziale per Mimmo Di Carlo. Eccolo qua, lo vedete. E comunque mi permetti, è comunque anche responsabilità di Rizzoli, il quarto uomo, che deve gestire questa situazione. Espulso, deve accompagnare fuori Baldini, evitando che ci siano queste frizioni e schermaglie inopportune fra i due tecnici. Quindi certo la responsabilità è tutta quasi tutta di Baldini, in poca parte di Carlo, e anche Rizzoli poteva fare il suo per gestire meglio questa situazione. Possiamo fermarci qui, grazie a Stefano Nava, grazie a te, grazie a Lucilla Granata, le cui interviste adesso ovviamente vi accompagneranno anche nel corso di Sky Calcio Show, nella sua terza parte in onda su Sky Sport 1 con Ilaria D'Amico e la coppia Sconcerti Mauro. Da Daniele Barone grazie, dal Tardini di Parma a risentirci e arrivederci con il grande calcio targato Sky Sport.